Rieccoci, primo Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretta sulla pagina Facebook, ospite, lo ringraziamo, il sindaco di Padova Sergio Giordani. Abbiamo parlato di commercio, abbiamo parlato che per Natale il sindaco e l'amministrazione sta cercando di allietare questo Natale con tutte le problematiche, partendo dalle cose, in collaborazione con i commercianti, con le cose più semplici che sono le luminarie, augurandoci che poi anche questo virus sparisca in modo tale che appunto i commercianti abbiano almeno degli utili da questo Natale, perché altrimenti davvero diventerebbe drammatico. Senta sindaco, so che arrivano 10 milioni di euro per acquistare dei nuovi autobus, sì. Com'è la situazione lì? La situazione è molto complicata perché ovviamente il trasporto pubblico sta soffrendo in maniera molto importante. Bus Italia, nel caso, che è la nostra azienda di trasporti di cui l'amministrazione comunale ha il 20%, sta soffrendo in maniera pesante, però devo dire che il governo e la regione stanno dando degli aiuti importanti. Prima c'era un eccesso di trasporti, fino a qualche giorno fa, perché i ragazzi andavano ancora a scuola in presenza, adesso senza ragazzi, ma anche senza pubblico, sono premi il 30-40%, per cui adesso c'è il problema rovescio. Diciamo che come intenzione, come logica, assieme alla provincia, stiamo lavorando in comune accordo. Stiamo cercando di trovare anche le soluzioni per Bus Italia nell'interesse del trasporto pubblico, perché se non funziona il trasporto pubblico vuol dire avere macchine in centro, vuol dire inquinamento, vuol dire tutte queste cose. Non è facile risolvere, è uno dei punti dolenti, secondo me, di questa pandemia, il trasporto pubblico. Chiaramente non si può risolvere il problema dicendo ordino più autobus. È vero che il governo ha dato monere e con l'assessore regionale stiamo cercando di fare un piano, ipotizzando che aprono le scuole in presenza al 50% e vedere come si può risolvere questo problema attraverso non tanto acquisto di autobus, che non ci sono, ci vuole un anno per ordinare un Ma autobus. questi soldi che sono arrivati, quindi... Ma sono cose diverse, ma facendo in maniera tale che noleggiando il trasporto privati, incrementare specialmente nel suburbano i trasporti, il numero di veicoli. Questi qua permettono di comprare autobus elettrici, di cui saranno acquistati e dopo girati ovviamente a Bus Italia. Anche questo è un aiuto nei confronti del trasporto pubblico. Sì, ma questi soldi lei li ha per poter acquistare degli autobus, Che giusto? giriamo a Bus Italia. E fra quanto arriveranno questi autobus? Cioè mi diceva che ci vuole un anno prima Ci vuole, ma è un numero limitato, questo sono 10, per cui è un numero abbastanza, se non sbaglio sono 10. O anche meno, non mi ricordo il numero, 10 milioni sì. Ma costa un milione a elettrico, bus? elettrico costa tanto. Un milione? Non voglio dire sciocchezze, non lo so esattamente. Costa molto di più dei tradizionali. Sicuramente mi sembra esagerato un milione così. Non lo so, non so. So che costa molto di più rispetto a un autobus a metano o barra a gasolio, costa molto di più. Senta, Sino, prima ci siamo dimenticati nel commercio che ovviamente il Black Friday ovviamente non si potrà fare, però i negozianti hanno la possibilità di usufruire dello sconto, possono fare lo stesso, insomma, la serata. Noi abbiamo solo... Non l'avevamo detto prima nel commercio, quando parlavamo di commercio. In accordo con le associazioni abbiamo detto che non facciamo manifestazioni per non attirare la gente, ma ovviamente il negoziante è libero di fare quello che crede. Insomma. Sì, lo può fare, insomma, anche, certamente sì. Questo per non dar contro, anche per dirlo ai nostri assolutamente sì. cittadini. Non investiamo sotto l'aspetto istituzionale, ma tutto il resto lo può fare. Senta, cosa sarà la storia della caserma Prandina, se i Vianelli hanno abbattuto quel muro di ferro e quando succederà tutto il passaggio con il demanio? Mi auguro di riuscire a farlo in dicembre, nei miei sogni, ogni tanto sogno in maniera sbagliata, ma io penso che c'è piena collaborazione col demanio, stiamo affrontando tutti i problemi non facili e speriamo di risolvere assieme al demanio la nostra avvocatura. Spero che prima di Natale riusciamo a fare la permuta e avere proprietà da Prandina, perché a oggi, ripeto, non è nostra, è del demanio. E di conseguenza... Sì, ma siamo lì per lì, insomma, manca poco. Insomma. Spero che sia dicembre, gennaio, però mi auguro come regalo di Natale, per quello che abbiamo fatto come
come amministrazione comunale ricevere finalmente. Avete trovato un accordo quante cose si farà poi alla Prandina oppure No, siete ancora lì? No, noi stiamo facendo, l'ho detto molte volte, Io mi ricordo, aspetti, è stato fatto un sondaggio e l'altra volta che lei è venuto un paio di mesi fa mi aveva detto che era stato fatto in quel periodo. C'è il risultato di quel sondaggio oppure no? Oppure è sparito? No, non è sparito assolutamente. Noi abbiamo dato incarico a un'azienda esterna, come APS, di fare, l'ho detto molte volte, di fare il piano parcheggi e viabilità di Padova. Ho fatto un'esperienza di Corso Milano, giusto abbagliato che sia stato, ho fatto un intervento singolo a suo tempo assieme a Michalizzi e Arturo Lorenzoni, però responsabilità mia sempre. Ha dato esiti abbastanza positivi, però ho capito che non è positivo fare azioni singole, ma è meglio pensare al piano della città. Il piano della città vuol dire capire quanti parcheggi sono, quanti parcheggi servono ulteriormente, se servono, e capire la viabilità. Questa cosa sarà fatta, sta lavorando, e sta lavorando l'assessore Aragona su questo argomento, e stiamo avanzando in questo sistema. Io penso che gennaio-febbraio avremo risultati. In questo senso capiremo anche quanti parcheggi sono da fare a Prandina, quanti parcheggi si possono fare in Padova in totale. Io ho un sogno, l'ho detto tante volte, agganciare il discorso alla Prandina, non facile, Piazza Insurrezione. Ogni volta che passo in centro a vedere Piazza Insurrezione, non adesso sono poche macchine obiettivamente, ma piene di auto, non è bello. Mi piacerebbe moltissimo liberarla, ma sarebbe un sogno per tanti padovani. Per cui cercheremo di capire se possiamo trovare degli spazi ulteriori per evitare di parcheggiare in Piazza Insurrezione, trovare gli spazi corretti nella Prandina. Non sto dicendo quanti saranno, non lo so, nel senso mi piacerebbe molto far sì di trovare un sistema per realizzare a stralci la Prandina. Perché a stralci? Perché abbiamo un problema economico. Non è che domani mattina possiamo dire spendiamo 10-15 milioni per sistemare la Prandina. Devo trovare un sistema di concertare il tutto che vada a favore dei commercianti, dei residenti, di chi vuole tutto prato, di chi non vuole prato. Concertare una cosa simile. Io l'ho detto tante volte. Com'è la situazione positiva, per quanto riguarda, positiva. no, per quanto riguarda questo accordo? State arrivando a una soluzione? Ma certamente arriveremo, ci vorrà un po' di tempo, ma troviamo una soluzione. Un po' di tempo, Sindaco, è già passato il tempo? Ma vi ricordo che, ci abbiamo messo 3 anni. Quando mi guarda così riesco a farla arrabbiare. Ci abbiamo messo 3 anni a avere questo risultato. Un risultato grandissimo. Avremo tra breve la Prandina. Abbiamo demolito Vianelli, per cui pulito tutto, e avremo la questura. Non solo saremo stazione appaltante per la questura, che è già finanziata con 50 milioni. 5 cose in un colpo. E qua mi dico, siamo stati bravi, fino a prova contraria. Quanti anni è che andavamo avanti per la Prandina? Quanti anni avanti per la questura? Quanti anni per Vianelli? Hai già risolto prima, ma come... No, ma io l'ho fatto un'altra domanda. Io voglio solo dire, quanto ci mettiamo? Ci mettiamo altri 2 o 3 mesi, non lo so. Le avevo fatto un'altra domanda, io ho detto se siete vicino all'accordo tra coalizione, tra le persone dei comitati, per quante automobili ci possono stare alla Prandina, questo l'avevo chiesto io, se siete vicino. Non sono bravo a spiegare. Dipenderà molto dal piano del traffico, capire quanti parcheggi servono. Ok. Questo non lo so, sono 100, 5, non voglio pensare a fare tutto prato o 1000 posti auto, no. Sindaco, è vero, però io pensavo che lei, ipotesi, faccio dei numeri a vanvera, ci stanno 1000 macchine al parcheggio Prandina, no, ecco, ma no. Una parte non ne vuole 1000 perché voleva una parte di verde, io intendevo, ma non è, se tra di voi... No, non è che decida qualcuno, la decisione viene in base al piano del traffico, che è diverso, per cui non lo decido io. Se il piano del traffico quindi, se il piano del traffico le dice, senta Sindaco, col piano del traffico faccio un numero a caso, possono parcheggiare 1000 macchine,
coalizione civica e le altre parti politiche sono d'accordo se il piano dirà di poter parcheggiare 1000 macchine oppure avete messo un limite? Questa è la domanda che ne ho fatto. No, devo ancora cominciare a discutere con loro. Perfetto. Con loro, non con loro coalizioni civiche, con tutti. Con tutti. Devo discutere, sì. Negozianti, con dettagliati, il comitato, con tutti. Con tutti quanti. Devo discutere, ma la voglia e la volontà è di trovare una soluzione che possibilmente, nei limiti del possibile, contempli anche Piazza Insurrezione. Perfetto, la domanda mia era se eravate d'accordo. Ma io sono sempre d'accordo con tutti, ma bisogna essere un attimo disponibili, e questo hanno dimostrato anche in questo caso la componente politica, di essere intelligente, nel senso di capire che siamo in un momento particolare. Sono stati ampliati 70, 80 posti, 100 posti, è stato fatto ancora importante perché in un colpo solo aumentare 100 posti alla Prandina è stata ovviamente temporanea, per il discorso sanitario, è stata ancora importante. Per la gente, io cerco di ragionare con tutti assieme, trovare la soluzione. La soluzione non è quella che dico io, per carità. È quella che si fa ragionare. È quella che si fa ragionamento insieme. No, la mia domanda era se avevate raggiunto l'accordo. L'accordo si raggiunge sempre, non c'è problema. È così facile? No, basta ragionare con tutti, avere buon senso, trovare la soluzione nell'ottica del bene della città. Non bisogna ragionare l'ha trovato anche nel suo gruppo di Amo Padova l'accordo? Certo. Come è andata a finire? Perché c'è stata un po' di polemica, ho letto sui giornali un po' di... Non c'è nessuna polemica. Allora il Paleto scrive il giornalista. No, non c'è nessuna polemica. È un gruppo di amici che mi ha aiutato moltissimo quando sono stato candidato, per cui sono grato a loro. Onestamente hanno visioni diverse da quello che può avere sottoscritto l'amministrazione comunale. Si tratta di discutere di più, di verificare, di trovare la sistemazione, ma loro è un gruppo di persone, di amici, devo dire, che ha aiutato me, ma sta aiutando anche Padova. Non stanno facendo strategia politica per avere qualche voto. Pensano in positivo. Faccio un esempio. Il discorso del Piazzale Boschetti, che è il futuro parco titolo. Sarebbe bello abbattere una palazzina, anche a me piacerebbe, però non è fattibile, per cui lascia il tempo che trova questa discussione. Il Lugano non è bello, bisognerebbe fare la curva, perché caso Padova facesse tutto lo stadio nuovo, o qualcuno, sono contento anch'io, però non voglio che venga fuori il discorso tipo ospedale, che parliamo per 20 anni senza aver concretizzato nulla. Io soffro io di concretezza, per cui cerco di fare cose all'interno, nell'ambito del mandato, se no sono tutte discussioni per niente. Ho letto che c'era stata una diatriba che l'assessore Bonavina si era tolto, allora volevo sapere com'è la situazione, visto che si parlava appunto da parte sua com'è la situazione. Non c'è nessun problema, assolutamente. Sono tranquillo, sono tutti amici, per cui risolvo tutti i problemi. È difficilissimo fare delle domande a lei perché va tutto bene, quindi... Ma va bene, prima nelle interviste che avete fatto, una cosa che io mi prendo un po' di merito è che la città si è tranquillizzata, che io vado d'accordo, l'amministrazione comunale, vado d'accordo con tutte le istituzioni, prefetto, questore, rettore, vescovo, tutti d'accordo, perché c'è un interesse comune, sistemare la città. Abbiamo una città fantastica e va sistemata al meglio, è un nostro dovere la sera, dopo fine mandato, meglio di quello che abbiamo trovato. Bisogna che sia così, non può essere alternativa. C'è una responsabilità grandissima nel fare queste cose e io me la prendo la responsabilità assieme a me. Vogliamo far sì che Padova sia ancora più bella di prima, più abitabile, più rispettosa, più solidale con gli altri, smettiamo di essere egoisti, vediamo un attimo l'altra maniera. Questa è una città importante sotto tutti gli aspetti, abbiamo un'università incredibile. 61.000 studenti, in questo periodo di difficoltà di presenza. Perfetto, no, io l'ho chiesto perché è mio dovere, ho letto sui giornali, l'ho chiesto. Mi sveglio, lo confesso, mi sveglio 5 la mattina pensando una cosa. Avete fatto una regola per i monopattini perché cominciano oltre le biciclette a correre come dei pazzi, le regole... addirittura ho visto entrano in due, addirittura due sopra il monopattino, entrano nei ristoranti, qualche regoletta, qualche vigile che dia una multa a quelli c'è. Le regole le ha fatto il governo, che è equiparato. Ma bisogna dare qualche multa? Ha equiparato le biciclette a monopattino, sono uguali, punto. Finito. Questa è la regola. Appunto,
se uno va sotto portico viene sanzionato, se uno sale in due viene sanzionato, se uno ha le luci viene sanzionato. Cioè, io vedo molto più facile, invece vedo la polizia urbana che ferma con la paletta gli automobilisti e difficilmente ferma uno in bicicletta o uno in monopattino. Lei ha una visione di parte. Cosa? Ho una visione di parte, Sì. sei un automobilista. Sì, no, ma... Se parlo con un pedone dice il contrario, se parlo con un ciclista dice l'altra cosa ancora. Lei dice che i ciclisti sono sanzionati, vanno via col telefonino? Ma scherza, Sono certo sanzionati. gli do l'elenco, tutte le multe che facciamo, ogni tanto anch'io pizzico il comandante Fontolan su queste cose, pizzico nel senso buono, e lui mi dà il report tutte le multe che facciamo. Sono tante. No, ma io non dico boom, io dico che... Ma ognuno dice, ma non lo fanno perché ha visto uno che aveva cuffiette o andava in maniera non corretta, Guardi, dice, io non l'ho visto, di conseguenza non è venuto. Ma in centro a Padova, un giorno andremo io e lei, in centro a Padova, con tutto il rispetto, non uno, guarderemo quante persone, ragazzi, vanno in bicicletta col telefonino in mano e vedrà che sono non uno, centinaia. Ma noi diamo una sanzione. Ma dico centinaia, non le dico un numero a caso. Ma fate, su una giornata, vuol dire che lei si ferma in centro ora a guardare? Le manderò per soldi, vengono i filmati, una giornata. Vai, filmati, non sei... Su una giornata centinaia lo dico a me. Insomma, sono d'accordo che vanno sanzionati, chi sbaglia paga. Ho sempre detto, non mi interessa che colore politico, non mi interessa niente, chi sbaglia paga, punto. Quello che sta facendo l'assessore Bonavina è continuare quello che ho fatto io. Per cui chi sbaglia, che sia qualsiasi cosa, paga. Ma stanno facendo sanzioni? Perfetto. Uno dice, no, mai visto. No, mai. Ma non è un problema che lei vede. Io ho la statistica... ce l'ha quanti sui ciclisti che sono stati multati che vanno col telefonino? Non ho il telefonino, posso guardare perché ho fatto la stessa osservazione anch'io al comandante Fonta. Sanziona e come? Perfetto, e non lo sapevo. Invito tutti a smettere di andare sotto i portici, è pericoloso. Esatto, per questo motivo. È pericoloso, no? Perché se va fuori un pedone, un anziano, si fa male. Per cui chi va in bici e si fa male anche chi viene vestito. Per questo io dico. Questo si chiama rispetto delle regole, rispetto per il prossimo. Io lo dico ogni volta. Vedrò anch'io che lo vedo. Ma attenzione, anche gli automobilisti sbagliano. Quando parcheggiano sulle piste ciclabili. Stia pur sicuro che gli automobilisti sono sanzionati, la maggior parte. Se passa il vigile li sanziona. Il ciclista un po' meno. Visione di parte. Visione di parte. A tra poco.